tanta paura. Tanta, tanta, ci stiamo riprendendo un po' alla volta, diciamo un po' alla volta adesso. Tanta paura perché io ho dei nipotini piccoli, tante volte stanno in quella stanza, noi magari siamo in cucina a mangiare e chiaramente abbiamo paura. È ancora scossa la moglie del pensionato che, per scacciare i ladri che hanno provato ad entrare in casa, ha sparato 2 colpi d'avvertimento in aria. Non vuole farsi riprendere, ma non nasconde le sue emozioni. Domenica sera, verso le 7:30, i ladri hanno cercato di entrare nella loro casa a Saletto di Vigo d'Arzere. L'uomo, un pensionato 75enne, stava guardando la TV a luce spenta in una stanza sul retro della casa. L'altra sera mio marito era in salotto e stava guardando la televisione, io ero in cucina che stavo preparando la cena, se non che a un certo punto mio marito ha sentito un fruscio aprire un po' la porta e come ha aperto si è trovato 3 persone davanti. A quel punto gli ha chiuso la porta in faccia e ha preso il fucile sparando in aria 2 colpi per far fuggire i ladri. Nessuna violenza da parte dei malviventi, niente è stato rubato. Quel che resta però è il senso di impotenza e frustrazione. E le leggi sono queste e anche le forze d'ordine purtroppo sono legate perché le leggi non sono chiare. Quindi se uno viene in casa tua può fare di tutto e tu non puoi fare niente. Questo è, purtroppo. E noi non possiamo difenderci in nessuna maniera perché andiamo in cerca di guai. Come hanno spiegato a mio marito domenica, mi raccomando, hanno detto non faccia stupidaggini perché quello che ci va di mezzo è lei. Non è la prima volta che la zona è battuta dai ladri, tanto che la casa è dotata di allarme. Anni fa hanno fatto tutta la strada sui garage, sulle case, hanno portato via invece spoliatori, attrezzi di lavoro, tutte queste robe, però in casa no. Ora sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.